Per farvi auguri di buon Natal, quest'anno vi racconto su i 4 Natali da Giusafat. Ho raccolto le 4 poesie già edite di Giusafat Rotondi nei suoi 2 volumi, 2 nel volume Stime Versari del 1946 e le altre 2 della VUS del 1961, le 4 poesie che hanno come ambientazione il Natale, sono ambientate il giorno di Natale o in periodo natalizio, anche se in contesti un po' diversi, perché la prima, Piva Piva suona la piva, datata 24 dicembre 1932, è una triste riflessione sul fatto che con l'avvento, ormai con il consolidamento in quel momento del regime fascista, Rotondi dice purtroppo la piva piva non è più quella di quando eravamo piccoli noi, ma fa rima con Giovinezza, che era una canzone dell'epoca, propagandata del regime. Infatti si citano il Balil, eccetera. E poi invece la benedizione del Natale, che è del 44, quindi sicuramente il Natale più drammatico per Milano, dove qui vediamo il Duomo con la Madonnina che la vede su della scema dappertutto e ne protegge. E ecco, Rotondi in quell'anno purtroppo meditava sul fatto che la sorella Marina era morta. E poi invece un'altra poesia dedicata a una bambina, la chiama Pigutina, cioè bambolina, cita il Natale perché appunto è ambientata in un momento in cui questa bambina è come coccolata dal nonno che le dice ci penserò io a mettere un po' di zucchero nella pappa che avevamo preparato per Natale. E infine il Brindisi, sempre nella VUS, dove c'è un riferimento al cenacolo, all'ultima cena di Leonardo, ma è una poesia che certamente è ambientata a Natale, ma soprattutto vuole pensare a un momento di tranquillità, di serenità, con le piccole cose che si usano appunto in famiglia, quindi mangiare il tacchino, il pulin, e il panatuncio, il panettone. Quindi vediamo queste 4 poesie che, ripeto, ho voluto così offrire agli amici e conoscenti per questo Natale 2020. Mi verserò a immagine del Rutunt, del Milano e del Bambino e vi leggerò la poesia, anzi i 4 poesie. Piva piva suona la piva. Quando eri piscinin e arrivava il Natal, mi pensavi al bambino, pensavi a un roche de al, a un nivur di angiulit, viscur come picit, che faceva corona a bambin e a Madonna. Ed era il piva piva suona la piva che il dava, e se sentiva in del cœur un sucché che l'era poesia, e in che le nostalgia, a sta figurazione de bambin belle e bun. Bambin rose e biutin, in su la mangiadura, con tel bœuf, con l'asnin, che gebuffava sura, a riparare del frecce. Bambin di noster vec, bambin di tempandà, pien de fete, de bontà, ma in che il bambin Gesù, de qui bei di lontan, in che lanciama su in di balila e gan peta in mano il muschet, in che il bambino il met tant de camisa nera, perché le primavera anche a Natal, le primavera della bellezza, e il piva piva il rima in che, con giù in essa, perché cambia padron, piva piva pivun.
perché cambia canzone. La benedizione de Natal. Gh'era un alter posvei quest'anno al disnà de Natal. Oh, povera Camilla, che la deslengua via. Gh'era un alter posvei, Marina, alla nostra tavola de Natal. L'era il to. Marina, guarda giò. Manda del paradis la benedizione de Natal sulla povera ca tua e del tuo papà. E gh'eramo a cap tavola lì al post solet la mamma, che la sia benedetta, c'en völt la mia mameta, mi, in la malincunia Marina, destu Natal gris, ricevi in genugiun la tua benedizione. Ciao Pigutina, tu manda lì un basin sulla cima di dit, pianin pianin, de minga de sedat. Ciao Pigutina, e per sun turna in dre, punta de pe, vai nasa fal sugnet, che pensarum mi a mette il cugerin de succher in la papa, che avevum preparare il dì de Natal, in la tassetta del bambin. Natal, in ca del nonno e della nona, curona cantarina, in eudit facevo invisibili in turnavia, viscur come picit, pas e allegria, pas e serenità. E ti teme purtà la tassinetta de vedè de saggià, sì, l'è buona, ma forse che cala un po' de succher, e poi va a scaldare anche un cicinin. Un cicinin. Te sei tornata? Sì, adesso la va ben. Un fiorellin, una piuma, una gala. Natale in cadinoni. E adesso magoni o pigutin sul letto che te fenanna. E il brindisi. Quel disnà de Natal. La tavola pruntata per del letto. Con libera la banda del prospetto. Perché o pensa al cenacul della Gesa di Grassi? Ultima cena. Resta un momento, resta un pensiero appena. Perché ho sentito qualcosa che batteva e Renal? Su no, chissà. Intant che se metteva una disnà? Em disnà disinò in allegria, ma in serenità. Pulin e panatun e poi en brindà. Ecco, a conclusione vorrei far notare che ci sono alcune parole che si richiamano, per esempio le ali degli angioletti, piuttosto che questa sensazione di serenità, di tranquillità, di pace che il Natale ispira. È quello che auguriamo a tutti, che protetti dalla Madonnina del Duomo, davanti al bambinello, al suo figlio Gesù, ci sia per tutti pace e serenità. Auguri, buon Natale!